Benvenuti a voi telespettatori ad una nuova puntata del Borsino del Vino. Ben ritrovati a quest'ultima prima della pausa estiva. Oggi vi proponiamo due vini dalle caratteristiche profondamente differenti, ma entrambi di buona piacevolezza e di giusta abbinabilità, che presentano il giusto valore medio di mercato. Il primo dei due è un vino bianco ed è ottenuto da tre vitigni, lo Chardonnay, il Catarratto e l'Insolia. Lo Chardonnay è un vitigno internazionale presente in tutte le province dell'isola e si caratterizza per il luogo di coltivazione e le tecniche di vinificazione. Il Teodora, prodotto dall'azienda vinicola Marchese de Gregorio, è ottenuto da uve coltivate nel territorio del comune di Monreale in provincia di Palermo. Il vino presenta note olfattive di fiori e frutta a polpa gialla, è pieno e si caratterizza per l'alternanza tra le note alcoliche e la sua acidità. Per queste sue caratteristiche è ideale in abbinamento, per esempio, ad un risotto con asparagi su una vellutata di formaggio. Il suo valore medio di mercato rientra nella nostra fascia B ed è di circa 10 euro a bottiglia. Il secondo vino scelto per voi è un rosso, ottenuto da uve Nero d'Avola e Cabernet Sauvignon. Il Nero d'Avola è il vitigno principe siciliano, che si trova benissimo in connubio con il Cabernet Sauvignon. Infatti nei vini dona delle caratteristiche olfattive e gustative veramente particolari. Il sigillo che oggi vi proponiamo è prodotto dall'azienda agricola Avide. Siamo sull'altopiano ragusano, dove è terra di elezione del Nero d'Avola in particolare. Con il Cabernet Sauvignon questo vino mostra delle caratteristiche olfattive veramente precise. Sono note di frutta rossa mature, speziatura e cioccolato. In bocca è particolarmente ricco e pieno, con tannini arrotondati e persistenza aromatica intensa di buona lunghezza. Vi proponiamo un abbinamento regionale con il Caciocavallo ragusano DOP. Il suo valore medio di mercato rientra nella nostra fascia di valutazione C e quindi avrà un costo di 25 euro a bottiglia. Bene, ci rivedremo per la ripresa del Borsino del Vino dopo la pausa estiva, quindi a settembre. In questa pausa non dimenticate di continuare a inviare i vostri suggerimenti e le vostre attenzioni su altre novità enologiche siciliane al nostro indirizzo di posta elettronica borsinodelvino@email.it. E per intanto potete rivedere tutte le 12 precedenti puntate collegandovi al sito winereality.wordpress.com.